È giunto alla fase finale il corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. La nona e penultima giornata sui temi della normativa sismica e della presentazione dei progetti strutturali si è svolta presso la sede dell'Ordine degli Architetti. La lezione è stata tenuta dal presidente dell'Ordine Rino Lamendola nel ruolo di capo del Genio Civile di Agrigento e dal consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Giuseppe La Greca nel ruolo di esperto nell'uso della piattaforma della regione siciliana, meglio conosciuta come piattaforma sismica. Siamo giunti alla fase conclusiva di questo interessante corso di formazione di 30 ore che, unitamente alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, abbiamo voluto organizzare per offrire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio della professione. Durante il corso abbiamo già trattato una serie di tematiche importanti come la presentazione dei progetti agli sportelli unici per l'edilizia, il super bonus al 110%, la valorizzazione e il restauro dei nostri beni culturali. C'è stato spazio anche per i concorsi di progettazione, per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, per la direzione dei lavori. E poi devo dire che abbiamo parlato anche di tematiche tecniche come la sicurezza nei cantieri, le pratiche catastali e ancora le consulenze tecniche d'ufficio e di parte nei procedimenti giudiziari. Abbiamo parlato anche di temi fiscali e previdenziali, quindi un corso a tutto tondo che è stato sicuramente proficuo per i giovani che sono nella fase di avvio della loro professione. Oggi, con la lezione che terremo oggi e con quella che terremo venerdì prossimo, concludiamo questo ciclo di lezioni trattando il progetto dal punto di vista strutturale. Io oggi tratterò soprattutto la parte che riguarda le procedure che sono state notevolmente semplificate dalla Regione per la presentazione dei progetti all'ufficio del Genio Civile, mentre il collega Giuseppe La Greca coordinerà una vera e propria esercitazione sull'uso della piattaforma informatica sismica della Regione siciliana. Siamo giunti praticamente al ciclo di formazione dei nostri iscritti con un'esercitazione pratica di come utilizzare la piattaforma sismica. Ed è una piattaforma importante per la nostra professione in quanto ci relaziona direttamente con l'ufficio del Genio Civile. Una piattaforma che ci semplifica il lavoro e la ritengo indispensabile per la fase, diciamo, di progettazione sismica e di verifica degli edifici del nostro territorio. Quindi approcceremo a un esercizio pratico proprio per dare la possibilità a chi ancora non è entrato nell'ottica della digitalizzazione di come presentare una pratica agli uffici del Genio Civile. E quindi seguiremo un esempio pratico, lasciando ampio spazio poi a un dibattito per capire se magari c'è qualcosa da limare oppure poter andare avanti in maniera che siamo di supporto ai nostri iscritti. Una cosa fondamentale che volevo dire, noi così come ha detto il Presidente, abbiamo istituito un servizio presso l'Ordine, un servizio che diamo gratuitamente, il sottoscritto insieme all'architetto Lalicata, i quali avendo, diciamo, necessità, qualcuno che ha necessità di un supporto, di una consulenza nostra, basta contattare la segreteria dell'Ordine e quindi ci saremo a disposizione per eventuali supporti ai colleghi che ne hanno di necessità. Ritengo una piattaforma indispensabile e l'augurio che noi ci facciamo è quello che questa piattaforma possa essere
uno strumento allargato anche agli altri enti comune, quindi con lo sportello SUE che si relaziona direttamente con la piattaforma sismica, così come anche gli altri enti possono dotarsi di una piattaforma digitale tipo la soprintendenza oppure l'ispettorato forestale, in maniera che noi possiamo operare liberamente sulla nostra piattaforma, diciamo, relazionandosi sempre e contestualmente. Ritengo che sia di fondamentale importanza e ritengo che i nostri colleghi devono adottare questa metodologia di lavoro come principio fondamentale per la propria professione.